Gente e parla come la gente. E tu proprio in questi venerdì qua pensi, ma cioè Consiglio dei Ministri, guerre, Zan, ma chi se ne frega, ma andate tutti quanti a cagare. Silvia. Vi prego. L'ha fatto lui prima di noi. Ma dai, non mi mettere nella sigla, io ti uccido. No, Gazzola, vai a cagare. Io questa volta sto con quel pagliaccio di Vittorio. Dai Vittorio, facci sto favore e scatta quella foto. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io, per esempio, mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè, la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buon pomeriggio, buonasera, bentornati. Ogni settimana sempre meno voglia di ogni dire settimana la è sempre sigla. più difficile. Salutiamo anche la regia che ahimè c'è cascata dentro. Ormai parte integrante di questa maledetta Assolutamente. trasmissione radiofonica, poraccia. Galeotto fu Sanremo. Va bene. E da lì in poi. Mi spiace, io ti capisco, ti ho fatto prima una proposta. Adesso non è stata pure nella accettata. sigla l'abbiamo infilata, la vabbè, povera regista. Poveretta. Poveretto me, ovviamente il solito sei ancora Gaz qui? che ogni lunedì sera è qua a condurre questa trasmissione con questi due qua che dovrebbero invece stare in carcere o in qualche comunità minorile Di tossicodipendenti, centri di recupero, cioè Sì. ce ne sono No, un siamo po'. irrecuperabili. Beh, quello forse è vero, però Annunciaci, tra l'altro, di i nostri buon nomi. Marco Rubeo, il buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti. Buonasera, dai, pasticcino, smettila di No, far io finta sai di cosa fare speravo? lo scazzato. Settimana dai. scorsa che è uscito è uscita la nuova puntata di Corona, io speravo che tra una cosa e l'altra c'entraste anche voi, no? E che quindi il giorno dopo scattassero delle indagini anche nei vostri confronti, e così non è stata. Io faccio un appello al buon Fabrizio, gli dico, Posso lanciare anche un appello dai microfoni di questa radio? però- Free la Cerenza. no, va bene, La Cerenza Assolutamente, libero. assolutamente. Ultimo baluardo della libertà di questa città, che è la città di Milano. Free la Cerenza. Davide La Cerenza non deve diventare il capro espiatorio di questa città. vabbè, adesso non esageriamo, ci sono anche certi video su di lui. Difendere E la purtroppo- Cerenza significa Ma smettila, difendere Ma Milano. aspetta, vedi, io faccio un appello invece alla procura che queste frasi sono molto pericolose, quindi Sì. invito la procura, tutti gli addetti ai lavori a iniziare magari un lavoro in collaborazione con questi due qua. Ma no? secondo me, Che sia anche un poi, interrogatorio, caro cugino, secondo me voi che Gazzola secondo me frequentate che è un po' la coda di paglia, perché sì, secondo me lui mamma è... mia. ha Che qualche livello, idea che di livello. lanciare qualche business dati i suoi contatti con il Marocco soprattutto di concorrenziale a Davide La Cerenza, quindi un po' sta Assolutamente godendo no. della chiusura della gintoneria. Assolutamente no, Chiusura nego momentanea. tutto. Chiusura momentanea. Ecco. Nego tutto, poi si vedrà. Vabbè, comunque. Vogliamo partire subito con la vera chicca di questa settimana? Partiamo La con la- notizia questa settimana, devo dire, siamo Che tutti particolarmente chicca non è carichi. chiara, ma è la notizia, giusto? Va bene. Vai avanti, dai. Se fosse Tanto- un cantone per bambini si chiamerebbe la super chicca. Allora, Ok. cugino, questa è bellissima. Vuoi leggere tu il titolo? Leggiamo il titolo. Oxford, condannata giudice ONU, ha ridotto in schiavitù la sua collaboratrice domestica. La donna ugandese era stata arrestata dalla polizia mentre si trova nel Regno Unito per conseguire il dottorato di ricerca.
Lei ha negato le accuse e si è anche appellata all'immunità diplomatica, ma la corte l'ha condannata. Straordinario, Gaz. Tu ti fidi di queste Dottorato organizzazioni? di ricerca, quindi immagino sia una ricercatrice. Sì. Quasi. Beh, d'altronde molti professori universitari fanno così, quindi Certo. riducono in schiavitù. in schiavitù molti studenti, quindi non ci vedo nulla di nuovo. Poi Cugino, prego, leggiamo la notizia. Roma, 14 marzo 2025. E mi verrebbe da dire, e in quale città? Se non la capitale. Una giudice ugandese delle Nazioni Unite è stata condannata per aver ridotto in schiavitù una ragazza che avrebbe dovuto aiutarla con le faccende domestiche. L'episodio risale al febbraio 2023, quando Lydia Mugambe, 49 anni, stava conseguendo il dottorato di giurisprudenza presso l'Università di Oxford, nel Regno Unito. Qui aveva fatto arrivare una giovane che avrebbe dovuto lavorare come collaboratrice domestica, ma alla quale non era poi stato corrisposto nessun salario. Anzi, le erano stati pure sottratti i documenti. All'epoca dell'arresto Mugambe aveva invocato l'immunità diplomatica in quanto magistrato delle Nazioni Unite. Sono un giudice nel mio paese, ho persino l'immunità, non sono una criminale, aveva protestato quando un ufficiale di polizia Thames Valley l'ha informata che la stava arrestando ai sensi del Modern Slavery Act, cioè la legge sulla schiavitù. Poi ha aggiunto: sono venuta qui come studentessa, non ho bisogno di nessuno che lavori per me. Non l'ho portata io con me, è stata lei a chiedermelo perché aveva già lavorato a casa mia. Straordinario. Gaz, ma ci possiamo fidare di queste persone? assolutamente no, l'ONU è risaputo che sia un'organizzazione un po' così sui generis, no? Cosa c'è da dire? E tra l'altro Trump lo dice molto spesso, Ecco, no? non volevo Quindi- ritornare sul solito argomento. Gaz, però- ma Quindi soprattutto vuoi vedi sapere che- qual è il campo della signorina? Dici, illuminaci. Diritti umani. Straordinario. Io- Giudice dell'ONU nel campo dei diritti umani, condannata per schiavitù domestica. Meglio Che di poi, così. cugino, noi qua molte volte abbiamo parlato di schiavitù domestica volontaria, ma non penso che sia quello che si intende qua. Ma assolutamente, perché quello di cui parliamo noi e che io continuo a difendere Vabbè, ha già detto... assolutamente a spada tratta è una cosa volontaria dove c'è un Vabbè, non è che, un non è che accordo deve tra andare le nello parti. specifico. Lascia perdere, questo per favore. invece qui stiamo trattando proprio di Qui è una cosa violazione un po' delle più libertà, seria, una violazione di... certo. ma soprattutto caro Gaz, Ecco. poi da quale pulpito vengono a parlarci dall'ONU di diritti umani, ad esempio nella questione israeliana, quando sono questi i giudici che devono poi decidere se un paese viola o rispetta i diritti umani? Ti devo rispondere. È una domanda, certo che devi rispondere. No, mi rifiuto, Ma tra assolutamente l'altro, no, io alla boicotto pe- Vittorio. Io, Ma tra l'altro, io oggi ho voglia di boicottare Vittorio, quindi non risponderò a queste domande ma poi, false. cugino, sbaglio o al vertice del Dipartimento per i diritti umani dell'ONU avevano messo anche un presidente dell'Iran, se non sbaglio, qualche No, tempo avevano fa. dato all'Iran all'Iran la presidenza presidenza. dei... È tutto dire. Per questo è tutto coerente, dire, no? cioè, è assolutamente Molto coerente, coerente. assolutamente coerente. Per citare un grande poeta moderno, se fossi l'ONU direi: mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me Pensa se un'organizzazione domani coerente. dovessero mettere a capo dell'ONU un ucraino. Anche lì sarebbe molto coerente. Certo, dici? Sì, no, La sicuramente la difesa per i diritti, per la la difesa libertà, per i diritti, per la libertà di un popolo la- oppresso. e soprattutto per Ma veramente tu che hai l'integrità parlato di pace da 3 settimane hai il coraggio di tirare soprattutto- fuori questo argomento? soprattutto per l'integrità rispetto alla corruzione. Certo. Cioè, Sì, perché assolutamente- invece il tuo grande modello, la madre Russia, invece è un modello Ma di... dai, ma Dai, non, vai. non buttarli Ma in vai a cacciara, cagare, non Gazzola, buttarli in allora. cacciara. Vai a cagare, Gazzola, vai a cagare, Non vai a buttarlo in cagare, vai a cacciara, cagare dai. come l'ONU, un'organizzazione inutile che deve essere bombardata. no, adesso Metaforicamente Sta bombardata. scherzando, non è che- Secondo, fatemi dire però un'altra cosa su certo. la vicenda in questione. Questa qui anche toglie anche quel velo di ipocrisia che vedeva solamente
come dire, queste cose possibili solamente che a causa degli occidentali colonialisti. Invece questa è la dimostrazione di che qualcuno direbbe Mao Mao. No, direbbe Mao Mao cugino. che... Comunque Oxford, cioè stiamo parlando dell'Inghilterra, dai, poi non è che Oxford che permette una cosa del genere. Ma no, ma è ugandese, però. Ma io ti sto dicendo, a livello culturale, qui stiamo mettendo a confronto la grande cultura europea, la grande cultura occidentale, con questi che vorrebbero distruggere la cultura europea. Vabbè, e occidentale. Non puoi Vabbè, fare ma di cosa tutta l'erba un c'entra? Ma fascio, esatto, dai. ma- Non penso che tutti gli ugandesi siano degli schiavi o degli Vittorio, schiavisti. non è la trasmissione per allora, fare i razzisti. Mi vergogna. raccomando, vergogna. Ma vai a cagare, Va ma bene. parla, Io quello che è favorevole alla onestamente tratta di esseri umani. Sento di dissociarmi dalle parole di mio cugino Vittorio Le Donne, e Gazza, penso anche te. Sì, ma io la mia mozione l'ho già presentata. Ma lui per 2 anni ha portato la mozione ma del io Gazaudi, e hai io sempre invalidato. anche prima ho portato una mozione in cui sostanzialmente si chiede alla magnifica giuria, alla scusa, magnifica non giuria, regia. alla magnifica regia, si chiede di spegnere il microfono a Vittorio ogni volta che prende parola. Si però può fare? Prova a farlo. No, non lo vuole no, fare. non si può fare. Mi hanno detto che non si può fare perché Sono ci per sono... la democrazia. Ecco, Cristiana. Cioè, vabbè, comunque andiamo avanti con temi un po' più seri. No, restiamo ancora qua. Restiamo ancora qua. Vabbè. Cugino, tu non hai ancora espresso la tua opinione. Ma che opinione devo scrivere? Che devo esprimere? La schiavitù? L'ha tirato giù davvero, non ci posso credere. Che monella. Allora, la schiavitù non va bene. E soprattutto... A meno che non sia volontaria. E soprattutto... vi prego, non fatemi fare battute sulla nazionalità di questa giudice. E ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E la chiudo qua. E questa è la mia opinione, tutta la mia opinione, nient'altro che la mia opinione su questo fatto. E direi di approfittare e di andare con la prima canzone, se riesco a prendere benissimo, i Sabaton con Blood of Bannockburn. Scotland must unite. We'll make a stand on sterling ground to put a challenge to the crown. We are one. We have come. We're here to make it in the occupation. We have our nation's fate in hand. It's when we make our final stand. Rally all the clans, Englishmen and lands. Blood of Bannockburn, point of no return. Join the Scottish Revolution. Freedom must be won by blood. Now we call for revolution. Lay them fights and cry out loud. We need a king to rule a land. Bruce is in command. It is the crown that's in his sight. And it's the reason we will fight. To attack, send the back. And then we'll see the Bruce's coronation. We all the Scots with pikes in hand. And we will fight to claim our land. Rallied all the clans, fought in English plans. Charge of Bannockburn, freedom we shall earn. Join the Scottish Revolution, freedom must be won by blood. Now we call for revolution, lay the fights and cry out loud. And a weak fail to succeed it. Lay the tunes of victory. Lay them higher and higher tonight. In Bannockburn, freedom we have earned. Join the Scottish Revolution.
Rieccoci su Radio Libertà, qui con i Barbari Eleganti. Bene. Prossima notizia. Non vuoi fare un commento su questa band? No, non voglio fare Dici un che commento. non è magari il giorno... Dicevi Non è il giorno giusto per ascoltare i Sabaton, perché vabbè. Perché andrebbero ascoltati. Dai, ma Non di lunedì. non fare ste battute. Cioè, le fai durante la pubblicità. Ma sei andato avanti 2 anni per dire buona Schlein a tutti e poi ti vergogni di dire queste cose. Secondo me dai, dovrebbe ancora dire buona Ma sei un pagliaccio, dai, sei un pagliaccio. Siete sempre i soliti piano con le fascisti, parole. razzisti, Piano con le omofobi, parole. nonché xenofobi. Allora, No, questa è bellissima. Questa è bellissima. Inganna il marito per fargli vendere il suo rene. Ruba i soldi e fugge con l'amante. Meraviglioso. cioè che poi noi prendiamo voi, tu prendi Sì. sempre queste notizie, ma se uno ci pensa sono vere. Cioè, non è Certo che sono vere, sono notizie. non è che sono titoli che uno si inventa. Ma neanche la più fervida immaginazione potrebbe Neanche pensare a notizie del immaginazione genere. alla Vittorio si inventerebbe una roba del genere, eppure accadono e trovano spazio in una trasmissione che a mio modesto parere andrebbe chiusa Ecco, ogni lunedì. siamo giunti alla puntata numero 85, cari ascoltatori. Numero 85, arriveremo alla 100, non so. Nella 4ª stagione, Speriamo. perché ormai tra lunedì persi e... infatti, Guarda che lunedì prossimo non sappiamo nemmeno se ci siamo oppure no, perché magari rimaniamo bloccati in Moldavia, o no, cugino? Il rischio... Questo dobbiamo ammetterlo. Il rischio c'è, questo dobbiamo rischio ammetterlo, c'è. il rischio c'è. Questo rischio c'è. Poi a fine maggio ne salteremo pure un'altra, che... Vabbè. Comunque, torniamo alla notizia. L'uomo ha trovato un acquirente sul mercato nero. Una donna indiana ha convinto il marito a vendere un rene con la scusa di finanziare l'istruzione della figlia. L'uomo ha trovato un acquirente sul mercato nero e ha ricevuto un pagamento di 1 milione di rupie. La moglie ha preso il denaro ed è scappata con il suo amante conosciuto su Facebook. Il marito e la famiglia l'hanno rintracciata a Barakpur, ma lei si è rifiutata di tornare. La donna ha affermato di voler divorziare e ha ignorato le suppliche della famiglia. Cugino, direi che questo dimostra che il matrimonio è una roba inutile, assolutamente. Cioè, tu fai un finta di dichiarazione di fedeltà che non esiste. A questo punto distruggiamo la monogamia, non è una cosa naturale. La poligamia di fatto esiste ed è l'unica cosa che può... anche in casi come questo, dici? Ma l'avrebbe prevenuto un caso come questo, perché voler rimanere monogami per forza, precludersi a nuove esperienze, è negativo per la coppia. Tu puoi comunque amare una persona, starle accanto e avere rapporti sessuali con altre persone. È una cosa che è naturale, succede. Comunque la maggior parte di divorzi in Italia, voi che studiate giurisprudenza, a cosa sono dovuti? Ma voi chi? Tu ti sei pure laureato, quindi qual è la causa maggiore dei divorzi? Ma no, ma dico che è un mondo al contrario, Ecco, questi discorsi. Poiché in India la vendita di organi è illegale da oltre 30 anni, l'uomo ha trascorso circa 1 anno alla ricerca di un acquirente sul mercato nero. Dopo una lunga attesa è riuscito a trovare un compratore e 3 mesi fa si è sottoposto all'intervento chirurgico per la rimozione del rene. L'accordo prevedeva un pagamento di 1 milione di rupie, circa $11.500. Ma tu pensa a vendere il tuo rene per $11.500? Va bene che in India saranno come 100.000, però... Solo? Cioè, di più? No. Di più? No, lo venderei. Tu lo venderesti? Sì. No, Beh, no, lui, non è che lo venderei. lui è quello che andrebbe in giro a dare le multe alla gente per 5 euro, ricordiamolo. Vabbè, se devo fare un aperitivo e Ma altro che voglio arrotondare, 11.500 certo. euro, sto qua per 500, te lo vende il rene. Ma denuncio tutti, denuncio tutti. Poverello. No. Ma no, è una società un po' che va al contrario, no? Operazione. Quindi una società così e quindi uno Come si i gamberi. adatta alle varie esigenze che ci sono, no? Cioè, tu davvero se dovessi scappare con l'amante faresti vendere alla tua Guarda che consorte il rene? non mi pongo neanche il problema di scappare con l'amante e Perché vendere un neanche rene. nella tua più fervida immaginazione Ma potresti neanche avere un quello, amante. ma neanche No, ma io sono d'accordo e condivido.
Sono d'accordo e condivido. È uno stile di vita sano che fa bene. Giusto, cugino. Allora, cugino, Ma parli con lui. Cioè, cugino, è ma fammi incredibile capire, come ma tu tu... chiedi le opinioni a uno come lui. Ma è incredibile innanzitutto Ma come dai. tu sia riuscito a rimanere serio nel dire questa cosa, soprattutto tu che hai come, diciamo, modello di vita Kate Richards, che è, diciamo, è tutto fuorché un esempio di stile di vita sano. Secondo, poi dai, Gazzora è il primo che predica bene e razzola male, cioè dai. Ma perché? Ma non è... Il mio modello di vita è Papa Bergoglio, io l'ho sempre detto. Ecco, cioè in fin di vita. Vabbè, non in fin di vita. Però c'è una bella notizia che riguarda Papa Bergoglio. Oddio, bella notizia, non è che... Fammi dire, aspetta un'ultima cosa, c'è anche qui un bolscevico che dice di avere quel modello dello Papa Bergoglio, dai. Ma al massimo Stalin o Lenin posso capire da te. Proprio al limite Trotsky, ma dai, Papa Bergoglio, va bene che è un po' socialistello, però non è ai tuoi livelli, insomma, tu vuoi l'Unione Sovietica, proprio quella strong, quella forte. Ma lo dici te, che poi io vado in giro a vedere tutti i monumenti sovietici, penso che sia una cosa carina, un bel hobby, una bella passione, no? E ci stia, però da lì a dire l'Unione Sovietica anche no? Allora, forse abbiamo trovato un sito che ci fa leggere la notizia. Eccolo qua. Papa Francesco è morto, qui non c'è. Incursione degli influencer complottisti all'ospedale Gemelli, ma il reparto è quello sbagliato. Va bene tutto, ma io uno dei due l'ho anche visto, Sì. mi è anche capitato tra i... certo, no? perché tu sei il tipo che segue questa gente. Ma no, segui ma la lasciami gentoneria, finire. segui Corone, segui anche questi qui. Ma lasciami finire, però adesso stavo scrollando i reel, Sì. come l'altra volta che mi Certo. sono ritrovata quella dell'inno italiano, Certo. Fratelli d'Italia, Sorelle d'Italia, e mi ritrovo quello lì, cioè, cos'è che ha la barba? Sì. Allora dice Papa Francesco forse è morto perché al 10° piano eccetera, eccetera. del Gemelli Però non c'è. lo dice uno con la barba bicolor, con la barba blu, metà blu e metà arancione. Adesso, Che squadra è? È qualche squadra? No, adesso non mi viene in mente nessuna squadra, però dico, Perché sei ignorante. uno può dare la Perché c'è retta. una squadra metà blu e metà... Beh, ad esempio nell'NBA c'è la mia Ma squadra chi se ne preferita, frega i New York dell'NBA, Knicks. ma I New chi se York ne- Knicks, che sono per vabbè. colori, hanno l'arancio e il blu. Ho capito, però questo qua non mi sembra un newyorkese, mi Allora. sembra più magari zona, vabbè, comunque Zona. giro, Allora, felpagucci, occhialate, barba bicolor, A Garbatella. insomma non mi sembra molto sano comunque quell'esempio da seguire, da cui prendere informazioni, cioè adesso ragazzi, Allora, da giorni sui social si rincorrono voci e teorie complottiste sullo stato di salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma. E infatti, cugino, ne approfittiamo per augurare una pronta e veloce e sana guarigione a Papa Bergoglio. No, dai. No. Detto molto sinceramente. No, nessuno tocchi il Santo Padre, lunga vita al Santo Padre e nulla. Nonostante le frequenti comunicazioni ufficiali e persino un messaggio audio diffuso negli ultimi giorni, alcuni utenti non credono alle versioni ufficiali e sostengono che il pontefice sia in realtà deceduto, cosa che sosteneva anche il tuo amato Corona. L'assenza di immagini del Papa dall'inizio del ricovero, un'immagine tra l'altro è uscita ieri o stamattina, ha alimentato il sospetto di una possibile copertura mediatica, spingendo alcuni influencer e complottisti a tentare di dimostrare la loro teoria, arrivando persino a introdursi di nascosto nel 10° piano del Gemelli, dove si trova il reparto riservato ai pontefici. L'incursione di Erbombolino. da dove poteva venire Erbombolino, da Firenze, da Genova, da Ragazzi, ma pure tu ti ci metti adesso. No, ma Cioè, l'unico da sano qui niente, Pistoia. anche tu. ma era bombolino, ma scusa, cioè mi aspettavo, sai cosa mi aspettavo io? Uno con la barba metà colorata, no? Quindi metà blu, arancia. Mi aspettavo, non so, l'incursione di Von Bombolinen o Se fossi nella regia, Bombolinelli io gli o suggerisco di qualcosa di corcarlo di mazzate. era Bombolino, però poteva essere Esposito, ma Esposito l'avrei capito. No, vero. Uno dei protagonisti più attivi di questa teoria è Erbombolino,
noto TikToker di Lamezia Terme, che oltre a diffondere la convinzione che Papa Francesco sia morto, ha deciso di indagare di persona recandosi direttamente al Gemelli. Con il telefono in mano e una diretta social in corso, Erbombolino ha mostrato ai suoi follower il padiglione dell'ospedale e l'ascensore che secondo lui avrebbe trasportato il pontefice nel reparto. Sono al 10° piano del Gemelli e Papa Francesco ce l'ho qua, dice prima Non di c'è bisogno dirigersi. di imitare un accento che non riesce a fare. Non riesce neanche, è Continua a pazzesco. dire cotoletta e basta. Certo, cotoletta, perché com'è che si dice? Leggi bene, dai. Dice prima di dirigersi verso il corridoio dell'area riservata, mostrando il tatuaggio sull'avambraccio con il volto del pontefice. Che meraviglia! Secondo me non è di Roma lui. Sarà di Latina. Ah, allora, cerchiamo un'immagine. Latina. Erbombolino, Erbombolino. Già lo stavo guardando, anche secondo me è di Latrina. Latrina. È di Salutiamo Latrina. tutti gli ascoltatori di Latina. Assolutamente Che... tanto cari, anche dei miei amici. Ciao ragazzi di Latina, però insomma. Sì, ma sicuramente Latina, cioè, non tu c'è bisogno preferisci di chiamarla cercare. Latina oppure Littoria? No, lei Non dice mi espongo, Latina, non mi lei dice espongo. Latina. No, comunque veramente questo Erbombolino, di nome Ce Bombolino l'abbiamo di il cognome, tatuaggio di Bergoglio. si è tatuato Papa Si Bergoglio può- sull'avambraccio. Mamma mia che schifo. Ed è un tatuaggio che è venuto anche male, cioè sembra che l'abbia disegnato Bergoglio, sembra che l'abbia disegnato il buon Vittorio Le Donne, che tra l'altro io ho saputo, Allora, a parte il fatto che lui è usa che gli aghi, poi- lui usa gli aghi, ha iniziato a fare il corso da tatuatore, mi dicono certe fonti. Non uso Quindi- proprio per quello gli aghi, però se... Salviamo pure. Sì, vabbè. Stavo cercando se c'era un modo per Eccola qua. Erbombolino. Il tatuaggio, abbiamo anche il tatuaggio di Erbombolino. Straordinario. Allora, a parte il fatto comunque che tu sei il solito ignorante, Gazzola, perché io nelle materie Tu non devi citare quel nome, nelle materie artistiche, non devi pronunciare quel nome ogni volta Suor che mi chiami, Gazzola, ma neanche Suor Gazzola. finisca di parlare e mi faccia finire. Io nelle materie artistiche, soprattutto in arte, andavo dal 9 al 10, quindi puoi stare Infatti zitto ti fai di quando... canne e tutto il resto, ci credo. Ma no, io sono molto più estremista di così, Gazzo. Le canne, ma tu pensi che lui si Ma limiti solo le Ma lui canne. le canne in terza media. se Le le canne di faceva. bambù. Ma in prima, Vabbè. in terza si era già passata ad altre cose. Ovviamente sta scherzando, io mi dissocio, ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma e andiamo con la seconda canzone, i Mad Season con River of Deceit. My pain is self-chosen. The prophet says I could either burn or cut off my pride and buy some time. A head full of lies is the weight tied to my waist. The river of deceit pulls down. Oh, the only direction it flows down, down.
down, down, all down, down, all down. Rieccoci su Radio Libertà dopo River of Deceit dei Mad Season. No, fermi, adesso io qui devo fare una protesta formale, Ecco. perché c'è qui cugino Marco che veramente ogni settimana a portare una sì e l'altra Ma non pure è Vasco vero, ma Rossi, non è vero. e poi quando c'è un minimo di musica decente, Certo. la più grande super band di tutti i tempi, e toglie dopo 2 minuti e 20, ma sei vergognoso, sei, dai, ma non È questione di tempo, di palinsesto, dai. ma questione di gusti musicali rispettiamo la orribili. scaletta. Io lo picchierei, regia, se fossi in te. Manca poco, manca veramente poco. Dai, Se vuoi farlo in diretta almeno si fa content. crea Un content. paio di lunedì e starò lì. Ecco, no, stiamo coinvolgendo troppo la regia, quindi direi che per quest'ultima parte di puntata non la coinvolgiamo più, altrimenti gli spettatori, gli ascoltatori si stufano, giusto? Un po' di rispetto. Pazzesco, Guarda, è veramente- pazzesco. Basta, Ci basta. stiamo divertendo troppo, basta, dovremmo divertirci un po' di meno. Dovremmo fare come Fratoianni, o no, Gaz? Che è successo a Fratoianni? Assolutamente sì. Io vi dico, non ci credevo finché non ho visto il video, perché si leggono tante notizie in giro, lo vediamo qua, Barbari Eleganti, no? Tutte le cavolate che prendete voi, che vi inventate e che pagate i giornalisti per scrivere. Certo. Insomma, uno poi non si fida più di niente di nessuno. E deve no? andare a verificare le notizie. E deve andare, vabbè, ma quello sempre. Beh, a c'è anche a dire prescindere. che noi ripetiamo sempre Però- che non siamo una trasmissione di informazione, siamo una trasmissione di intrattenimento, quindi se ogni tanto diamo qualche mezza fake news o cose simili, sti cazzi. Esatto, un po' come falsissimo. Vabbè, cosa è successo? Settimana scorsa Fratoianni è stato intercettato, no? Sì. Da qualche giornalista, dal Foglio in particolare, e su delle frasi che ha pronunciato sua moglie. Sì. Perché poi lui subito ha rimandato la palla alla moglie dicendo: la Tesla, ma non è mia, è di mia moglie, quindi chiamate pure lei. Ah, beh, Quindi, cioè, che è parlamentare anche lei, mi pare. che è parlamentare anche lei, è Tutto in deputata, famiglia. tutto in famiglia. Fatto sta, cosa è successo? È successo che avevano acquistato una Tesla Sì. che fino a quando Musk non si è esposto era la macchina più bella del mondo, quella più funzionale, quella più ecologica, Più green. ambientale, green, che faceva figo avere, Ma la eccetera. macchina perfetta per quelli del La macchina centro. perfetta, ma che ancora per i adesso è radical perfetta, chic. che ancora adesso è perfetta, perché anche lei lo dice nel video, quindi è una macchina che non ha problemi, bellissima, Certo. stupenda. Ma in realtà devo dire, spezziamo una lancia a favore della Tesla. No, che io a prescindere, nei confronti della Tesla mi stava sulle palle prima quelli che comprano la Tesla spendendo tutti quei soldi Sì, per anche- una anche macchina secondo me è elettrica, esagerato, per una anche macchina secondo me. elettrica, perché a me Però l'elettrico comunque proprio tra le piace zero. macchine elettriche comunque la E Tesla anche è adesso sempre che stato so un buon che, modello. che Musk insomma si è esposto anche politicamente, La tua opinione non cambia. la mia opinione è Ci sempre sta, quella. ci sta. Cioè, una Tesla non deve circolare nelle autostrade italiane. Però vabbè, Chiedo un'altra cosa alla regia, se No, mentre basta, parla Gazzola basta, può bravo. mettere Katisha in No, sottofondo, sì, perché assolutamente ancora una no. volta, cioè, ma chi te ne Guarda- frega, cioè, di dare giudizi così? Ma No, la Tesla, l'elettrico sai- no, sai sono cosa- coglioni sai quello poi che lo cosa mi dà prendono. veramente fastidio? Sai cosa poi mi dà veramente fastidio? Poi ritorniamo sull'argomento. È vedere uno che va con la Tesla in montagna a spararsi un bombardino. Cioè la Tesla in montagna non deve proprio arrivare. Non può arrivare. A Cioè, parte che con le basse temperature con le la basse temperatura, cioè la ma è batteria della è macchina illegale elettrica vedere non una Tesla. Serve un bel gippone che inquina, che proprio... Vabbè, lasciamo ma perdere. aveva ragione quella di AWS mesi fa a lasciamo dire, perdere, a lasciamo dire i perdere. combustibili fossili sono l'ultimo baluardo del Sì, patriarcato. sì, dai, va bene. No, va bene, va ma bene. poi la Vabbè, libertà torniamo- individuale, signor Gazzola, cioè non sa cosa Sì, sì, sia ma Facciamogli dare sta notizia. Io comunque sto sono una ragazzo. persona Prego. democratica fino alla fine. Comunque, fatto sta che la stessa deputata, moglie di Fratoianni, eccetera, cosa dice? Dice che una volta che appunto Musk si è esposto politicamente, che quindi ha preso le stesse posizioni di Trump, lei ha deciso di vendere. Quindi la vendiamo perché Sì, beh, aveva fatto tipo il leasing è e poi bella- ha detto è non bella, la ma fa riscatto schifo, quando è bella finisce. ma fa schifo, e poi
probabilmente farà quel giochino che fanno un po' tutti quelli che prendono il leasing, che alla fine un po' c'è un margine di guadagno, Certo. comunque non è che ci rimettono. Certo. Quindi è veramente assurdo come assistere a queste cose. Queste cose, no, ho perso un attimo il filo E quindi, Eravamo- tra eravamo l'altro, la infatti questione lei della dice- Tesla è interessante perché in Europa e non solo, negli ultimi giorni si è assistito alla tendenza da parte di un sacco di persone proprietari di Tesla a sostituire il marchio da quello della Tesla a un altro tipo da Mercedes. Sì, ma le sue dichiarazioni o sono BMW. fantastiche, perché dice Musk è un nazista, però la Tesla funziona. L'ha usata sempre nell'ultima campagna elettorale per le europee, ma quando l'ho presa era un altro momento e l'ho pagata anche poco. Eravamo felici con l'auto elettrica, ma adesso basta. Ma adesso, benché efficientissima, quest'auto ha un peso politico. Questo rappresenta Fantastico. come messo esattamente la sinistra qua in Italia, che pensa a queste cavolate anziché magari pensare alla tutela dei lavoratori come facevo una volta, roba che invece sono argomenti che No, tutela dell'ambiente, si tutela l'ambiente in roba questo che modo. invece ormai è più il centrodestra che sta facendo rispetto Però lasciami Vabbè. dire, vedere un'eurodeputata, moglie, oltretutto, no, non un'eurodeputata, vedere una deputata, oltretutto moglie di un altro deputato che è il principale leader del partito più a sinistra che c'è nel Parlamento, guidare una Tesla da quasi 50.000 euro. Beh, non è male. È, cugino, l'assoluta vittoria del capitalismo. Ma soprattutto c'è un dato qua fondamentale. Americana, una Tesla americana da quasi 50.000 euro è l'assoluta vittoria del modello occidentale. E poi aspetta, Vito, c'è un altro aspetto da sottolineare. Lei ha fatto le elezioni europee portando avanti i deputati, i candidati di AWS con una macchina fascista. Cioè, questo è il vero dato politico che a quanto pare è importante. Non pensavo fosse così importante. Bene, abbiamo in realtà. capito che Gazzola andrà a manganellare, che sicuramente Gazzola sarà contento di leggere. Certo che se i giovani leghisti o meno sono come i barbari eleganti, siamo a posto per il futuro. Bene, questa certo. parte sarà prontamente Questo- tagliata dall'editing finale. Bene. Sei contento di questi messaggi, Gaz? Bene, Sì, ma pure te, ma perché devi leggere queste cose, assolutamente. cugino? Allora, dai, leggiamo qualcosa di più interessante. Sempre, ricolleghiamoci sempre un po' a Papa Francesco, alla Chiesa. Allora, vedovo di 70 anni conteso tra due donne in chiesa. Sono andato da un esorcista. Una vicenda ai limiti del surreale. Un 70enne vedovo è finito al centro di un triangolo amoroso tra una 55enne e un'anziana di 87 anni. La donna più grande considera l'uomo suo e ostacola chiunque provi ad avvicinarsi a lui. La 55enne racconta di essere stata più volte allontanata dall'anziana, costringendola ad abbandonare la parrocchia. Durante una messa, la madre della 55enne ha trovato misteriosamente le chiavi di casa piegate. La donna si è rivolta al parroco e a un esorcista per chiedere spiegazioni e protezione. Bellissimo. E dove è successo questo? A Roma, in una parrocchia della zona Appia. Questo curioso, insolito triangolo amoroso ha acceso i riflettori su una vicenda che mescola sentimenti, rivalità e misteri religiosi. Insomma, c'è tutto. C'è C'è tutto, il c'è perfetto tutto. incipit per una serie TV di successo, Esatto. assolutamente. Abbiamo un triangolo amoroso Triangolo con delle amoroso, differenze d'età esatto, notevoli. molto notevoli, cioè, tra la 55enne e la L'87enne. signora, oltretutto vedo molto gelosa, cioè un po' troppo possessiva la signora. Sì, Invece per di, avere 87 anni comunque. cioè, invece di provare nuove esperienze, cioè magari provare un triangolo che potrebbe... A 87 anni, cugino, diciamo che... Ma che tu che ne sai? Ma finito tu il che ne tempo in sai? cui Non provare. sai quando, ma non sai in che condizioni è la signora. Può avere 87 anni, si ha tutta questa vitalità per essere così gelosa, per distruggere le chiavi della madre della 55enne, a momenti ingaggiare una gang di malavitosi per picchiare la povera signora, per tenersi spasimante. Sì. Oltretutto se lo cerca anche più giovane, cosa che assolutamente condivido, cioè si sa che la donna ha più di esperienza per un uomo è
è una cosa che, Vabbè, adesso non che entriamo, piace, non ecco, che entriamo in piace. queste cose. Però consiglio vivamente alla signora di provare come cantava Renato Zero, il triangolo. No. Va bene, allora continuiamo a leggere la notizia. Durante una messa, la madre della 55enne ha trovato improvvisamente le chiavi di casa inspiegabilmente piegate. Questo evento ha turbato profondamente la donna, tanto da spingerla a cercare aiuto. Si è confrontata con il parroco e su consiglio di alcuni fedeli si è addirittura rivolta a un esorcista. Secondo alcune interpretazioni, il comportamento dell'anziana potrebbe essere legato al ritorno della 55enne alla fede, ma quest'ultima è convinta che il vero motivo sia la sua colpa di essersi innamorata dell'uomo sbagliato. Nel frattempo, il vedovo continua a non scegliere, lasciando il conflitto irrisolto. Oh, abbiamo anche la suspense, abbiamo... Per la seconda stagione. Per la seconda stagione. Nella prossima stagione dei Barbari Eleganti, che Gaz spera che non ci sia. Che non ci sia Che più. non ci sia più, basta adesso. Forse scopriremo come andrà a finire questa vicenda. Commenti da fare? No. Gaz, io ti consiglio di fare dei commenti e di tirarla alla lunga il più possibile, perché la prossima notizia è veramente atroce e la devi leggere tu. Allora, inventati un pippotto, inventa un bel giro di parole, perché qua non... Io vi chiedo di seguirmi in questo discorso. Ecco. Stamattina ho preso la macchina. Ho preso la macchina, mi sono svegliato. Dopo dopo una settimana di pioggia, Ciao. maltempo, Basta. eccetera, finalmente il sole. E uno pensa, cavolo, bello, finalmente è tornato il sole a Milano. tutto il weekend che piove, anzi tutti i weekend, che ormai sono quasi tutti i weekend, c'è maltempo, in settimana invece c'è un sole splendente, no? Bello, sono contento. Ecco. Spero che troveremo sole anche in Moldavia, cugino. Ma ne dubito, sono previsti 0 gradi. Quindi ci farete la diretta dalla Moldavia. E se rimaniamo bloccati lì, lunedì facciamo la diretta dalla Moldavia, dalla Transnistria. Se riuscite a fare arrivare legalmente le clip registrate. Assolutamente sì. Ma, questo per dire che comunque anche il tempo vive in un mondo tutto al contrario. Tra l'altro, no? la Transnistria è molto vicina all'Ucraina e quando ci chiediamo di com'è il tempo da quelle parti, che domanda ti viene spontanea da fare? Lì lo saprete, no? Com'è il tempo. Dai, Gazzola, vai a cagare e leggiamo la nuova notizia, dai, che hai già rotto i coglioni, dai. Dai, leggila tu, cugino, visto che cazzo. Sono la migliore amica della nuova moglie del mio ex marito. Siamo così unite che ci depiliamo a vicenda. Straordinario. Fammi dire che in questa vicenda ci trovo solamente una piccola cosa sbagliata. Ma non potevi una censurare. piccola cosa C'è sbagliata. Un pulsantino proprio. Ma perché si depilano a fare? Cioè, la donna pelosa Ma sa togli che... quel microfono lì, ma non sei indegno, sei. Ma Gazzola, per ma tu favore. cos'hai contro le donne che non si depilano? Vuoi vietare la libertà di una donna di non volersi depilare? Faccio io. Vabbè, lasciamo perdere. Vedi, questo qui... Dai. Questo qui è lo spirito di Gazzola. Vabbè, non rispettare ok. la Va bene, democrazia. va bene, lasciamo Allora, perdere, leggiamo la lasciamo notizia. perdere. Una mamma è la migliore amica della nuova moglie del suo ex marito che al mercato mio padre comprò. Allora, una mamma è la migliore amica della nuova moglie del suo ex marito e dice che sono così unite che si aiutano a vicenda a depilarsi. Hayley Neal, 35 anni, era sposata con Josh Broswell, 37 anni, da 6 anni, quando la coppia decise che era meglio restare amici. Hanno 3 figli insieme, Brody, Briley e Brantley. Mamma mia, che fantasia! Ed erano determinati a essere dei buoni cogenitori. Quando Morgan Bresler, 31 anni, incontrò Josh più tardi quello stesso anno, Hayley si dimostrò subito disponibile ad accogliere una nuova donna nella famiglia. Morgan e Josh si sono sposati 8 anni fa e ora hanno 3 figli insieme. Brooks, Brady e Brian! Straordinario! Qua devono avere un feticismo per la B. Sì.
Haley, che nel frattempo ha incontrato suo marito Jason, 44 anni, si è sentita più vicina a Morgan quando è diventata mamma e ora la considera la sua migliore amica. Gli amici trascorrono del tempo insieme ai loro figli, dicono che non c'è argomento di conversazione proibito, questo è interessante, e Morgan fa persino la ceretta ad Hailey. Degli sconosciuti online commentano persino quanto siano simili, dicendo che Josh ha chiaramente un tipo. Haley, brand manager presso una banca di Magnolia, Arkansas, Stati Uniti, ha affermato: «È raro che trascorra un giorno senza vederci. Parlo con lei più che con tutti i miei amici. Abbiamo così tanto in comune». Cugino. Ma questa è una fin storia qua. bellissima, cioè È un una esempio storia veramente dove... virtuoso. Ma Io son appunto, cioè pronto. dove una famiglia invece di litigare, distruggere magari il rapporto con i figli, Gazzola dovrebbe apprezzare anche, anzi lui che predica Tutti questi figli che si l'importanza chiamano della con la lettera famiglia, B. esatto. Cioè, evitano di litigare, tengono, come dire, cercano di tenere un equilibrio familiare e tu la prendi così, Gazzola. Sei veramente imbarazzante. Tu non devi pronunciare quel Sei nome lì, cioè, non imbarazzante. esiste nessun Gazzola qua, ma non esiste. Tu non c'è solo un non gatto. devi pronunciare quel nome in questa trasmissione. Sai che o assolutamente. posso dire o Gazzola o Pasticcino, devi scegliere tu tra i due. Pasticcino. Io scelgo la censura che applicherò nei tuoi confronti adesso, perché ho un grande potere, ho il tasto Sì, rosso sì. più grande del tuo qua, ricordatelo, per citare qualcuno. Da grandi poteri derivano grandi Lo responsabilità. vedi, cioè questa è una Stai storia attento, bellissima, stai emozionante, attento. anzi, devo dire, fossero di più ci fossero più divorzi così, cioè, È vero, è vero. ma vedi che sto antidemocratico, questo Cosa è fascista, successo? Cosa è successo? questo putiniano, Però Eccolo. ripetiamo l'aspetto Va bene. negativo della vicenda. ovviamente, cioè il fatto che si depilino è il grande aspetto negativo, non sei d'accordo? Gazza, tu cosa ne pensi? Io penso che sia una vicenda singolare, però non me ne frega niente. Cioè, io non posso svegliarmi al mattino e leggere queste notizie qua che mi mandate voi, perché già è lunedì e il lunedì è risaputo che come siano pesanti, stressanti. I tutto tuoi quanto. lunedì. Ma Ma non è vero. Il lunedì è il tuo giorno della settimana preferito. Figuriamoci leggere certe notizie che mi mandate voi, che io non so neanche da dove le prendiate queste notizie qua, perché Questa arriva veramente- direttamente dal New York Post, testata in autorevole. italiano. In italiano. Già ho fatto l'opzione traduci. Hai fatto l'opzione traduci. Se vuoi te la metto in inglese, Questo- la leggi in inglese. questo If però- you want. Questo If you testimonia, want, come diceva la Meloni. va bene, questo testimonia però il livello che c'è negli Stati Uniti. Ci sono altri dici, paesi. torniamo sempre negli Stati Uniti, mondo al contrario, in altri paesi il divorzio è illegale, queste cose non No, le vedi. però in altri paesi, Sì? quelli dove magari la stampa è un po' più controllata, ma in maniera certe notizie come queste non le leggi, cioè, Ma capito? tu lo sai che se vivessimo in un paese con la stampa un po' più controllata noi non potremmo fare quello Non che stiamo sarebbe un facendo. mondo al contrario. Noi non potremmo fare quello che stiamo facendo qua. E tu Infatti, dici, è un a mondo al maggior contrario, ragione cioè, sarebbe ancora meglio. Ma meno male, ma anche la regia mi dà ragione, perché una stampa un po', non dico troppo, Un po' però più controllata. leggermente più controllata. Tutta sta cosa della libertà fino a un certo punto, perché sennò poi ci ritroviamo gente come Vittorio che dà le notizie al mattino. Ma voi immaginate trovare alle 8 del mattino l'edizione del TG delle 8 del Ma tu che mattino, non hai neanche un buon bisogno Vittorio di... Le Donne che ti dà le notizie così, ma anche no, ma tu neanche ma hai bisogno ma vado in del un altro nuovo visto paese che hanno messo in piuttosto. Russia per quelli che si trovano male in Occidente. Ma vai lì! Vittorio, Vai lì! ok, va bene, andiamo, ma infatti vai tranquillo che prima o poi ci andremo tutti lì, o comunque loro verranno qua, non lo so, uno dei due. Quindi il traditore una delle due ipotesi. sta chiedendo l'invasione. Ma qui... non ho chiesto niente, Vedi come sei. Qui esce fuori tutto il suo essere putiniano, Va bene. Vabbè, cugino, vuoi chiudere con una notizia seria? Dai, chiudiamo con una notizia seria, dai. Siamo partiti in modo serio, più o meno. Siamo andati giù belli pesanti con tante notizie molto molto serissime. Direi di chiudere con una notizia un po' meno seria, cioè una vera notizia seria. Allora, sapete tutti cosa sono gli hikikomori, cioè quei ragazzi che praticamente perdono qualsiasi voglia di avere dei contatti con il mondo esterno e si rinchiudono nella propria casa, soprattutto nella propria cameretta, per
soprattutto nella propria cameretta, per non uscire, per giocare ai videogiochi. A volte hanno dei rapporti che sono dei rapporti virtuali, ma è il massimo dei rapporti che possano avere. E quindi sta diventando, in Giappone soprattutto, sta diventando un problema sociale che si è radicato negli anni, ma questa cosa si sta sviluppando purtroppo anche in Europa con l'avvento delle nuove tecnologie. Quindi in Italia i casi di hikikomori, giovani che si isolano volontariamente, sono triplicati negli ultimi 3 anni. Un'indagine ha esaminato gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, classificandoli in 3 gruppi: farfalle sociali, amicocentrici e lupi solitari. Che detto così sembra anche bello, perché tutti noi maschi ci siamo sentiti almeno una volta dei lupi solitari, però con questi ultimi più soggetti al ritiro sociali. Relazioni familiari difficili, bullismo, pressione sociale e iperconnessione ai social media sono tra i principali fattori che portano all'isolamento. Giovani isolati tendono a ridurre anche l'uso dei social media, allontanandosi progressivamente da qualsiasi forma di interazione. Gli esperti chiedono misure di prevenzione e supporto per contrastare questo fenomeno, coinvolgendo famiglie e scuole. Io immagino che si ritirino dai social media anche per evitare l'ansia sociale di vedere quello che fanno gli altri. Ormai viviamo in una società ultra performante, dove tutti si devono sempre divertire, dove tutti devono andare sempre alle feste, devono andare sempre in viaggi bellissimi in posti esotici, devono andare ai concerti più belli, che però per chi non se lo può permettere o per chi non ha piacere a fare queste cose, a stare in questo genere di contesti, gli viene la cosiddetta FOMO. O no? Voi cosa ne pensate di questo? Vai, primo Vittorio. È importante, cioè è imbarazzante. Comunque c'è una notizia da dare, questo sta al telefono. Comunque quello che hai detto è assolutamente giusto, cioè bisognerebbe arrivare a fregarsene di pensare alla vita degli altri. Cioè, cugino, tu lo sai benissimo, dato che sei stato tu stesso a dirmi quando sono andato al concerto di Rammstein, a dire l'unico che va al concerto di Rammstein non pubblica una storia su Instagram, è vero. Per cui bisogna anche staccarsi da quello che è la vita degli altri o vivere solamente di social media, iniziare a tornare a vivere quello che si sta facendo. Se vai a un concerto, che sia Rammstein o quello che vuoi, lì eviterei anche di pubblicarlo per la vergogna. Cioè bisogna vivere il concerto, piuttosto salta, canta. Assolutamente. No, poi ci sta a fare qualche video, però l'obiettivo non deve essere andare lì per mostrare agli altri, e soprattutto chi non ci va non deve c'è stata anche sentirsi in colpa. Una polemica, no, sollevata quest'estate da Bob Sinclair, che però, diceva sì, che erano tutti lì col cellulare, però è un altro però quello è un altro discorso. È sempre tutta questione di mostrare e di prendere spunto da tutte queste vite perfette che sembrano sui social, che in realtà di perfetto non c'è ragazzi, niente. siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione, dalla regia dico purtroppo noi vi lasciamo con Franco 126 e la sua Brioschi. Non ho la minima idea di cosa sia. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Alla regia sicuramente non è piaciuta. Fammi permettere un'ultima gazzola, vai a cagare. Benissimo. A settimana prossima. No, ma tu non devi pronunciare il mio nome in radio, cioè io non sono nessuno, quando ci sei te qua io non esisto. A settimana prossima Gazzola. E come sempre viva i piedi. Dopo questa figurati. Strofino via i sogni dagli occhi, i miei ricordi scarabocchi, e dovrò andare a fare jogging ma rimando pure oggi. Ho fatto 1000 piani, però poi ho fatto male i conti, ed è durata a digerire ed ho finito anche il brioschi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.